Benvenuti a tutti gli ascoltatori dei Primi Cittadini per il Turismo. Siamo a Il Veneto in diretta nel nostro viaggio che facciamo virtuale all'interno dei comuni della nostra regione. Oggi ci troviamo ad Albignasego in provincia di Padova e siamo in compagnia del sindaco Filippo Giacinti. Sindaco, benvenuto. Ciao e grazie a tutti i telespettatori. Oggi appunto facciamo tappa ad Albignasego, la prima città della provincia di Padova per popolazione, un comune molto dinamico, un comune vivace che propone una grande varietà di manifestazioni, ma anche di eventi culturali, ma anche di attenzioni per la vita dei propri cittadini. E partiamo proprio da qua. Sindaco, un comune che anche un po' in controtendenza, dove l'andamento demografico aumenta sempre di più. Quali sono i motivi e quali sono le prospettive dell'amministrazione comunale? Sì, beh, negli anni abbiamo investito molto sui servizi al cittadino, abbiamo voluto creare dei quartieri a misura di famiglia. In ogni quartiere di Albignasego abbiamo una scuola dell'infanzia per la quale interveniamo con contributi importanti per calmierare le rette. Abbiamo una scuola primaria con il tempo pieno, abbiamo parchi pubblici, sono sempre in espansione, 3 nuovi parchi sono programmati solo per quest'anno. Abbiamo il trasporto pubblico che raggiunge tutti i quartieri e esercizi commerciali che, nonostante la crisi del piccolo commercio, cercano di resistere nel nostro territorio. Quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Poi c'è anche l'impiantistica sportiva, quindi ogni quartiere ha una sua dimensione che fa di Albignasego una città viva e vitale che porta poi le giovani coppie a insediarsi nel nostro territorio, anche perché è alle porte del capoluogo e quindi è comodo anche a tutti i servizi della città. E c'è un altro aspetto, sindaco, che riguarda la città di Albignasego sotto l'aspetto turistico, la grande offerta culturale, il grande manifesto della cultura ad Albignasego porta ogni anno ospiti insomma di risonanza nazionale se non oltre, e questo attrae anche i turisti, perché il pubblico non è soltanto il pubblico della città di Albignasego, ma è un pubblico dell'Interland provinciale, e abbiamo i dati, ne abbiamo discusso, anche il turista che vede insomma ed è attratto da quella ricchezza e vivacità anche dal punto di vista degli appuntamenti culturali. Parliamone ai nostri ascoltatori. Sì, noi abbiamo un'offerta culturale veramente importante per una città come la nostra. Durante l'estate, dalla fine di maggio fino alla metà di settembre, abbiamo 80 eventi culturali, dalla letteratura con la rassegna Parole d'autore, fino alla musica, al teatro, al cinema all'aperto e a un sacco di altre manifestazioni tradizionali come la festa della Trebbiatura o tante altre iniziative che rendono ricca l'offerta culturale non solo nel centro di Albignasego, quindi del parco di Villa Ubizzi, in piazza del Donatore, ma anche nei parchi dei nostri quartieri, perché vogliamo che tutta la nostra città possa usufruire della ricchezza culturale. Noi abbiamo avuto la fortuna in questi anni di avere associazioni che hanno creato scuole di musica, di teatro, di cinema, e quindi valorizzarle è un valore aggiunto per la nostra città, tanto che abbiamo investito delle importanti risorse con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con finanziamenti quindi europei, per la realizzazione di un nuovo teatro auditorium che verrà inaugurato entro la fine dell'anno. Sindaco, siamo verso la fine della nostra puntata e la prego di rispondermi a questa domanda che rivolgiamo a chi ci sta ascoltando, ma anche a chi non conosce Albignasego. Perché un cittadino di altro comune dovrebbe pensare di comprare casa ad Albignasego, o perché un turista dovrebbe passare per Albignasego? Beh, come detto, perché abbiamo una città che è cresciuta con quartieri a misura di famiglia, ma adesso da qualche anno a questa parte, dal 2020, abbiamo anche una piazza nuova, centrale, che ha dato dignità all'identità di Albignasego, e poi è un punto dal quale si può partire per visitare veramente mezzo Veneto in comodità. E con questo viaggio nel cuore del Veneto, nella città di Albignasego, un saluto al sindaco Filippo Giacinti, grazie per questo
racconto che ci ha entusiasmato tutti, e un arrivederci tra pochi minuti. Oggi a Veneto in diretta abbiamo ospite Paolo Tiozzo, presidente regionale Confcooperative del Veneto. Benvenuto. Presidente, lei rappresenta circa 900 cooperative che producono 9 miliardi di fatturato, con 235.000 soci e 50.000 addetti. Il vostro è un mondo un po' particolare rispetto ad altre associazioni di categoria. Rappresentate un modello di impresa che possiamo definire unico nel suo genere. Sì, in effetti il nostro modello di impresa non guarda solamente al profitto in quanto tale, cosa che rispettiamo, perché ogni impresa che si rispetti deve poi fare i conti con il proprio bilancio a fine anno, ma in realtà i valori che ha il mondo cooperativo sono valori che non guardano solo al profitto, ma guardano anche a dei valori sulla persona, alle necessità che quel progetto di quella cooperativa si dà, necessità finalizzate alla persona, dicevo prima, ma al servizio che quasi sempre corrisponde ad una necessità di quel territorio. Ecco, lei ha parlato appunto di servizi. Voi avete una serie di federazioni che rappresentano settori molto diversi. Si passa dalla pesca alla sanità, dalla cultura al turismo al credito, perfino la solidarietà. Sì, è chiaro, il nostro, proprio perché è un modello di impresa che guarda ai bisogni della persona, il fatto della solidarietà è trasversale in ogni settore, e cioè il fatto che vi sia nel progetto di impresa cooperativa un aspetto che guarda alla persona e al benessere della stessa, fa sì che ci sia poi un ritorno in quel territorio, nella collettività, che riguarda un star bene tutti assieme. Quando si sta bene tutti assieme è chiaro che sta bene anche quel territorio. Quindi un modello di impresa che la solidarietà ce l'ha nel suo DNA proprio. È proprio così. La solidarietà fa parte integrante della voce di quei consigli di amministrazione che, convocati per sistema democratico, Quindi incontrano nei propri ragionamenti come fosse la genesi del modello di impresa cooperativa. Ecco, voi siete presenti in tutti i territori, ma poi avete anche delle singole federazioni. Sì, siamo presenti in tutto il territorio veneto, in tutto il territorio ancora prima nazionale, in Veneto su tutte le sette province. Abbiamo le federazioni, perciò Confcooperative, i quali tutte le cooperative sono associate trasversalmente per i bisogni e la rappresentanza politica di tutto il mondo cooperativo quando i problemi sono unitari. Ci sono poi, declinando, le federazioni che invece entrano nello specifico di quel problema, con un presidente di federazione veneto, e coltiva i dossier e affronta le problematiche di quel dossier, entrando poi nel merito dei problemi del settore. La pesca, piuttosto che pesca e agricoltura quando si parla di agroalimentare, il sociale quando si parla di fede solidarietà. Quali sono i settori proprio? Quali sono le federazioni? C'è Feder Solidarietà, Fedagripesca quando si parla di agroalimentare, Feder Cultura, Turismo e Sport, lo dice da solo il termine, quando si parla di attività culturali o sportive. Quando si parla di sociale, la Feder Solidarietà, si parla di lavoro e servizi. Ecco, sono 7 le nostre. Avete anche il credito? Abbiamo il credito cooperativo, il credito, le famose BCC nel territorio, che sono le banche di prossimità. Anche lì fanno dei ragionamenti globali e nazionali quando sviluppano il modello bancario, però facendo molta attenzione, perché all'interno delle BCC si è soci, perciò è l'assemblea che in maniera elettiva elegge il presidente e il consiglio di amministrazione. Ecco che quelle istanze, quel progetto di quella banca è frutto di un ragionamento democratico che nasce in seno all'assemblea, come tutte le nostre assemblee federative e organizzative. Le faccio un'ultima domanda, se riesce a rispondermi in un minuto. In un mondo così individualista come quello di oggi, anche spesso nel mondo dell'impresa, i giovani sono attratti da un modello come quello delle cooperative? Lì questo è un tasto dolente, perché il giovane in questo momento storico è difficile
far capire quali sono in realtà le cose importanti che lo circondano. E impegno di Confcooperative nel riciclo generazionale in Pienemondo, Coop Giovani, per noi è creare quella palestra sui giovani che poi diventino per noi quel riciclo generazionale necessario. I giovani sono in questo momento più che altri il frutto vero del cambiamento, perché passa attraverso loro, e far capire quanto è importante essere parte integrante loro di un modello come quello cooperativo che gli dà dei valori importanti, la possibilità di arrivare ai vertici qualora vi siano le capacità. Credo che pochi altri mondi riescano a darlo. Poi non ci dimentichiamo che la prossimità dà la possibilità di sviluppare le proprie capacità in un territorio, rimanendo legato a quel territorio e facendolo crescere e facendolo sviluppare. Allora speriamo questo messaggio sia passato. Grazie Presidente per Grazie la presenza oggi. Benvenuti all'intervista, la rubrica del Veneto in diretta, e benvenuto al Presidente della Fondazione ITS Academy Turismo per il Veneto, Massimiliano Schiavon. Benvenuto Presidente. Grazie, buongiorno a tutti voi. Che cos'è, Presidente, ITS? Un percorso importante in quello che è il percorso post diploma dei nostri ragazzi. Gli ITS nascono ormai quasi 12 anni fa, quindi pur parlando oggi di un modello innovativo, in realtà comincia ad avere un decennio, quindi è una realtà consolidata che sta dando dei risultati straordinari e devo dire risponde anche a quelle che sono le aspettative delle aziende. Questi sono corsi biennali, sono dei master sostanzialmente che si fanno post diploma o post laurea, e dove vengono, i ragazzi e le ragazze che si iscrivono a seguito di una selezione che viene fatta, vengono formati su specifiche materie legate al mondo dell'hospitality, legati al food and wine, legati all'organizzazione degli eventi, legati al well-being. E questa formula devo dire che negli anni ha ottenuto un placement in uscita, cioè il tasso di occupazione dei ragazzi al termine di questi 2 anni estremamente elevato, siamo oltre il 96%, quindi più di 9 su 10 ancora prima di terminare l'esame di Stato hanno una proposta di lavoro dalle aziende, molto spesso le medesime aziende presso le quali loro hanno svolto gli stage. Quindi questo significa anche una coerenza tra le aspettative dell'azienda e il modello formativo che è stato fatto nei confronti di questi ragazzi. Sono ragazzi che fanno scelte motivate, sono molto entusiasti, e questo credo che sia un segnale importante al quale sia giusto aggrapparci in questo momento in cui abbiamo anche una nuova generazione, la famosa generazione Z, che ha un approccio nei confronti del mondo del lavoro diverso a quello a cui noi eravamo abituati. Ecco, io credo che all'interno di ITS, all'interno del quale ci sono un po' tutte le compagini socio-economiche del nostro paese, tra soci fondatori, soci partner, le associazioni di categoria, eccetera, non ci sia neanche una sorta di contenzioso su quelli che sono i modelli formativi dei ragazzi, ci sia condivisione di intenti, i ragazzi questo lo hanno probabilmente percepito, fanno una scelta consapevole di entrare in un settore che dà straordinarie capacità occupazionali e anche di crescita, oltre che a chi piace anche di viaggiare e conoscere il mondo. ITS Academy è una realtà molto articolata, sono 8 le sedi in località suggestive che ospitano appunto ITS Academy Veneto, ma vediamo, Presidente, il rovescio della medaglia. Sono giovani formati, molto entusiasti del loro percorso formativo, ma ne servono di più, c'è più richiesta dal mondo del lavoro di questi giovani. Sicuramente l'Italia è partita un po' in ritardo rispetto magari alla Germania o altri paesi dove questo modello formativo era già iniziato in precedenza, quindi i nostri numeri sono sensibilmente in crescita. Tra l'altro molte delle fondazioni sono risultate destinatarie dei fondi PNRR che prevedono tra gli obiettivi il raddoppio del numero degli iscritti. È chiaro che il nostro però è un settore, è un cavallo che beve molto, come si dice in gergo, no? Quindi è un settore che assorbe molta manodopera, ha bisogno di molte persone per sviluppare i volumi e i fatturati che sviluppa. Di conseguenza attualmente noi forse siamo ancora un po' una goccia in un grande mare, però io vorrei proprio restare sul tema, cioè è una goccia, ma è una goccia molto preziosa.
molto concentrata in un momento strategico di ripartenza di un settore che deve ripensare anche a essere più innovativo, più tecnologico, più digitale, e quale migliore straordinaria occasione di avvalersi di ragazzi motivati che conoscono la materia con una certa anche facilità di apprendimento rispetto magari a una generazione precedente, e che possono dare straordinari supporti a quello che è il management delle aziende e delle strutture ricettive alberghiere della nostra regione. Per concludere, Presidente, l'obiettivo, ma è anche una sfida, è trattenere questi ragazzi nel nostro territorio dopo il percorso formativo che hanno intrapreso. Questo è fondamentale. Noi destiniamo risorse veramente importanti per la formazione di questi ragazzi. Lei tenga conto che per formare un corso biennale è un valore che supera abbondantemente i 9.000 euro, pur utilizzando fondi per i quali i ragazzi quasi non pagano praticamente nulla, perché la quota di iscrizione è veramente di poche centinaia di euro. Però detto questo, il tema più importante sarà, una volta formati e una volta consentito loro di fare delle esperienze anche all'estero, la grande speranza, e incrociamo le dita, è che questi ragazzi poi dall'estero possano ritornare in Italia, trovare delle condizioni e delle proposte lavorative che siano, come dire, stimolanti e che nello stesso tempo consentano al nostro comparto di restare competitivo anche a livello internazionale. Anche perché il Veneto è terreno fertile per il turismo. Grazie Presidente per essere stato con noi. Grazie a tutti voi, grazie. Benvenuti a tutti e bentornati a Veneto in diretta con la nostra consueta rubrica Lavoro in corso. Oggi diamo spazio a ODM SNC in compagnia del suo titolare Claudio Menesello. Claudio, ben arrivato qui da noi. Grazie Danilo. Allora, tanto per fare un piccolo assunto di quello che è la realtà vostra già disponibile sul mercato, che genere di settore è il settore di cui vi occupate? Noi ci occupiamo di aerodinamica a 360 gradi, tutta la componentistica che coinvolge mobile e industriale, quindi dai cilindri alle tubazioni, alle centrali aerodinamiche, all'assistenza on-site e online sull'apparecchiatura di tutti i generi aerodinamica. Certo. Dove c'è olio ci siamo noi. Fantastico. La cosa interessante diventa anche adesso aprire uno sportello, aprire una parentesi sulla questione dedicata alle figure in assunzione, ovvero lavoro in corso presenta pure appunto questa disponibilità. Dal punto di vista vostra, di ODM SNC, che figure state cercando? Soprattutto tecnici specializzati in aerodinamica, ingegneri e poi anche operatori specializzati in ambito che conoscano la tecnologia aerodinamica. Sono figure molto difficili da trovare e anche da poi poter formare. Certo. Comunque generalmente questi sono tipi di figure tecniche particolarmente. Mi permetto di seguire questo suo ragionamento, sono figure difficili da trovare, ma per una questione dedicata alla formazione, non credo, nel senso mi permetto, perché c'è una formazione interna comunque che voi garantite a chi entra all'interno della famiglia, giusto? È doveroso, è essenziale la formazione interna e anche esterna, perché noi ci avvaliamo spesso anche di consulenti esterni per la formazione. Nessuno nasce imparato, tantomeno noi che ci siamo formati e cresciuti nel tempo. I tecnici che assumiamo devono entrare ed essere formati, comprendere gli argomenti, i settori tecnici, gli aspetti tecnici. È un lavoro di qualche anno. Certo. E penso anche, e mi corregga se sbaglio Claudio, che sia tutto quanto un corso che poi vada anche ad abbracciare l'aspetto dedicato all'assistenza tecnica direttamente on-site dei vostri clienti. Che tipo di apporto, che tipo di attenzione apportate ovviamente a questo genere di servizio? Allora, noi promuoviamo e cerchiamo di coinvolgere tutti i nostri clienti alla necessità di avere una manutenzione periodica costante dei loro prodotti, perché ogni apparecchiatura deve avere delle manutenzioni. Questo è più difficile perché generalmente, soprattutto nel mondo veneto, finché la macchina va, la si lascia andare, non si pensa tanto alla manutenzione, poi molto spesso interveniamo nel momento in cui c'è il crack, c'è la rottura, e quindi interveniamo per cercare di capire dov'è il problema, di capire perché la macchina si ferma o l'apparecchiatura si ferma, e cerchiamo di trovare la soluzione adeguata, quindi o un ricambio o un rifacimento totale del prodotto in base alla situazione che incontriamo. Certo, tra un ricambio, tra un'attenzione ovviamente posta ospite dopo ospite, Claudio, immagino anche che sia importante stare al passo
sul mercato. Come si fa a rimanere sempre, come si dice metaforicamente parlando, sulla cresta dell'onda nel vostro settore? Studiando, prima di tutto studiando, capendo quali sono le nuove tecnologie che giorno per giorno crescono, quindi essere al passo anche con quelle che sono le soluzioni oleodinamiche, per esempio, che crescono. Oggi l'elettronica, l'intelligenza artificiale sta avendo un ruolo sempre più importante nel nostro settore, nel nostro ambito, quindi essere preparati e al tempo stesso trovare e crescere con persone sempre più preparate, quindi sempre tecnici più specializzati, specialistici, Certo. sono il nostro pane quotidiano come esigenza. Una cosa interessante anche per dare un po' un punto esclamativo al nostro incontro, Claudio, è come si può dire, dar valore anche forse ai prodotti di punta che rappresentate. Quali sono, se ci sono ovviamente così in un minuto da poter descrivere i servizi principali di cui andate fieri e che rappresentano ODM SNC? Ma diciamo noi siamo cresciuti un po' alla volta dai settori più 30 anni fa, la tubazione aerodinamica era un elemento fondamentale importante, poi nel tempo siamo cresciuti, oggi diciamo che i nostri fiori all'occhiello sono la progettazione di impianti aerodinamici, la progettazione e realizzazione di cilindri aerodinamici, la ricambistica e soprattutto oggi un elemento fondamentale è la capacità di dare assistenza e supporto ai clienti. Manca questo aspetto, la capacità di avere, anche i nostri clienti stessi non hanno più tecnici al loro interno e molto spesso si appoggiano a noi per avere un supporto alla soluzione dei loro problemi. Certo. E con questo nostro bell'incontro si chiude l'appuntamento con Veneto in diretta Lavoro in Corso, ci vediamo al prossimo incontro. Alla prossima! Bentrovati a tutti i nostri telespettatori di Primi Cittadini per il Turismo. Oggi ci tuffiamo nel cuore del Delta del Po, un comune vocato al turismo balneare, ma anche ai grandi appassionati di paesaggi e di un naturalismo ancora intatto. Siamo in compagnia del sindaco Michele Grossato, sindaco del comune di Rosolina. Benvenuto sindaco. Grazie, grazie. Un grande piacere, sindaco, oggi parlare di un comune che spesso, come altri comuni che sono località turistiche, vengono definiti cosiddetti comuni fisarmonica. Perché, sindaco? Perché il comune di Rosolina sulla carta ha 6.300 abitanti tutto l'anno, ma nel periodo estivo con le due località turistiche di Rosolina Mare e dell'isola di Albarella raggiungiamo picchi di 50.000. E una cosa comune, noi facciamo parte di un network che si chiama G20S, sono le 20 località d'Italia che superano il 1.000.000 di presenze e il 50% dei comuni di questo network è messo nelle stesse condizioni di Rosolina. Vi cito un esempio: in Toscana Bibbona è un paese che ha 2.000 abitanti e d'estate raggiunge picchi di 100.000 abitanti, perciò potete immaginare oneri e onori insomma di questa esplosione di residenti. A proposito, sindaco, di oneri e onori, cosa comporta questa grande variazione dal punto di vista gestionale, ma anche dell'impatto dell'ordine pubblico e anche di offrire servizi, di garantire servizi sì ai turisti, perché è una vostra priorità, ma senza dimenticare i cittadini residenti in quel territorio? Indubbiamente noi non dobbiamo mettere in difficoltà nel periodo estivo chi ci abita tutto l'anno, perciò un'efficienza 12 mesi all'anno per i residenti, ma anche un'efficienza per chi arriva e sceglie di trascorrere la vacanza a Rosolina Mare. Perciò 30 dipendenti comunali, 5 vigili, vi potete immaginare che non è semplice mantenere uno standard elevato, però ci difendiamo bene, ci riusciamo. Quali sono, sindaco, le grandi sfide che attendono il comune di Rosolina anche in vista degli anni che verranno? Beh, la sfida più importante sarà quella, visto che ci sarà il rinnovo delle concessioni demaniali con le gare della Bolkestein. Noi abbiamo due waterfront, si possono così descrivere, uno è il famoso Piazzale Europa e l'altro è in via Torino vicino alla pensione Fiorella, e lì stiamo progettando uno sviluppo importante di piazza, praticamente di punto commerciale, di ricettività, che danno la possibilità a un miglioramento della località e anche dell'offerta che i turisti possono trovare. Perciò questa è proprio la grande sfida insomma, che stiamo affrontando in questi giorni.
Sindaco, il tema delle infrastrutture per quel territorio è un tema strategico difficile da affrontare ma anche difficile da attuare. Com'è la situazione, Sindaco? Situazione molto attenzionata da parte dei comuni, da parte della Regione Veneto, da parte di ANAS, perché noi abbiamo due infrastrutture importantissime che hanno necessità di un rinforzo, che è la strada statale Romea, conosciutissima, la famosa Nogara Mare, il corridoio che da Verona potrebbe aumentare la facilità di raggiungere le nostre località. Vicino invece, dialogando con il vicino comune di Chioggia, stiamo realizzando due barriere per la risalita del Cuneo Salino, una sul fiume Adige e una sul fiume Brenta, e queste qua saranno anche altre due infrastrutture che creeranno la possibilità di passare i due limiti naturali che sono questi dei fiumi, attaccando di più o avvicinando di più Rosolina Mare a Chioggia. Sono temi assolutamente importanti, temi che intrecciano le sfide più importanti che garantiscono a questo territorio una crescita che è sicuramente sfidante ma anche determinante per gli anni che verrà. Grazie a Michele Grossato, sindaco della città di Rosolina, per questa intervista a Primi Cittadini del Turismo, la nostra rubrica del Veneto in diretto. Arrivederci a tutti i nostri telespettatori, alla prossima puntata, alla prossima settimana. Ciao a tutti.